bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Percettori del reddito di cittadinanza in piazza a Palermo per difendere il sussidio sociale introdotto dal governo Conte, che l'attuale esecutivo intende sensibilmente modificare. I manifestanti sono partiti da Piazza Marina per risalire Corso Vittorio Emanuele e giungere in Piazza Indipendenza, dove rimarranno in presidio per tutta la mattinata davanti alla sede della Presidenza della Regione Sicilia. Demolito un ponte di epoca medievale, il Garziolo, risalente al XIV secolo, tra i comuni di Mezzoiuso e Ciminna, in provincia di Palermo, che consentiva di superare il torrente Aziriolo. Il ponte è stato distrutto durante i lavori di ammodernamento della statale Palermo-Agrigento, che sono in corso da anni. La denuncia è dell'Associazione Culturale BC Sicilia. La Corte dei Conti ha condannato il neochirurgo Luigi Basile a risarcire l'ospedale policlinico di Palermo con quasi 400.000 euro. L'ospedale è stato condannato dal Tribunale Civile a risarcire i familiari di Pietro Romano di Carini, morto a 51 anni l'8 giugno del 2011 dopo un intervento di ernia al disco. 1,2 miliardi di euro per finanziare anche con fondi del PNRR la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta-Xirbi Nuova Enna. Al termine dei lavori lungo tutto l'asse Palermo-Catania sarà possibile andare da una città all'altra in meno di 2 ore. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.